cordiale saluto e benvenuti a questa conferenza dedicata ai turchi in Friuli. L'evento è parte del progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, che è stato realizzato per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico della nostra regione. Le iniziative nell'ambito del progetto sono veramente numerose e spaziano da manifestazioni a eventi multimediali a circa 30 escursioni a tema che coinvolgeranno tutte le sezioni della SAF. C'è inoltre un ciclo di 8 conferenze, a cui questa fa parte, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di fatti anche singolari e poco conosciuti e luoghi di interesse dai romani ai giorni nostri. Oggi sarà con noi il professor Andrea Zannini, professore ordinario di Storia Moderna dell'Università di Udine. Oltre a 170 pubblicazioni dedicate alla storia socio-economica della Repubblica di Venezia, alla storia delle migrazioni, delle Alpi e della Resistenza, ricordiamo che il professor Zannini è autore, assieme a Fabio Favaretto, della splendida guida Gruppo Sella. È stato inoltre istruttore presidente della Scuola di Alpinismo Cesare Capuis del CAI di Mestre e presidente della Commissione Nazionale Pubblicazioni del CAI. Prima di dare inizio alla conferenza, ringraziamo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, l'Università di Udine e la GESCI, che sono nostri partner in questo grande progetto dedicato al nostro bellissimo territorio. Ma adesso però veniamo a quello che è l'argomento clou di questa conferenza, i turchi in Friuli. Nella memoria del nostro territorio spesso ritornano gli epici racconti delle incursioni dei turchi provenienti dai Balcani. Ma chi erano, professor Zannini, i turchi? Quali furono i loro percorsi nella nostra regione e che cosa portarono le loro razzie? A lei la parola per portarci nei passi dei turchi nella nostra regione. Prego. Grazie, sono molto contento di partecipare a questa serie di incontri con un argomento così stimolante perché, come ha detto giustamente lei, la memoria dei turchi è rimasta fino al nostro secolo una cosa abbastanza curiosa perché, come vedremo, in realtà sono passati molti secoli da quando i turchi, e vedremo chi erano questi turchi, misero piede in Friuli. Dunque, quando parliamo di impero turco nel XV secolo, quindi nel 400, parliamo di un'entità che si era appena stabilita in quella che è l'attuale Anatolia, l'attuale Turchia. Solo alla metà del 400, infatti, gli Ottomani, questa dinastia, aveva conquistato Costantinopoli, ponendo fine addirittura all'impero romano d'Oriente, quindi a un impero di lunghissima tradizione. E i turchi cominciarono la loro espansione che avevano già tentato verso i Balcani da quell'epoca in poi, trovando le potenze europee sul loro cammino. Prima fra tutte Venezia, che già aveva cominciato da secoli a conquistare un impero marittimo, le coste dell'Adriatico occidentale, l'Istria, la Dalmazia, le isole greche, addirittura Cipro e Creta. Quindi il primo scontro tra l'impero ottomano e le potenze cristiane fu con Venezia, che aveva già una presenza appunto nei Balcani. A questo scontro, a questa frizione, a queste aree di tensione sono legati gli episodi di sconfinamento, ma diremo di vere e proprie razzie, che queste soldatesche, vedremo che sono soprattutto cavalieri turcheschi, compirono in Friuli, soprattutto, anzi dal 1471 al 1499. Possiamo datarlo abbastanza con precisione. Perché? Perché queste razzie generarono naturalmente una grandissima impressione, non solo nelle popolazioni di terraferma. La patria del Friuli era stata da poco conquistata dai veneziani, anzi, come dicevano i veneziani, si era donata ai veneziani, ma anche presso le autorità di governo della Serenissima,
che si resero ben conto del pericolo che rappresentavano queste armate, questi gruppi anche consistenti, migliaia di persone, migliaia di cavalieri, che arrivavano fin sui bordi, quasi fino ai bordi della laguna. Allora, si parla sostanzialmente di due cicli di guerre veneto-turche, una prima del 1463-1479 e una seconda di fine degli ultimi mesi e anni del 400, quindi l'ultima incursione turchesca, si dovrebbe dire, risale al 1499. Naturalmente anche le altre potenze cristiane dell'area, penso all'Ungheria, ebbero il loro ben da fare a contrastare queste ondate turche, per le quali va subito detto che il termine più corretto non è quello di invasione, cioè i turchi non pensarono mai di invadere il Friuli, e il termine giusto è quello di incursione o di razzia. In realtà la questione non è così facilmente risolvibile, perché probabilmente entro nel perimetro delle intenzioni e dei desideri di Maometto II, il sultano di quest'epoca, vi era forse anche quello di arrivare fino a Roma, magari passando addirittura per la Repubblica di Venezia. Ma queste sono cose sulle quali la storiografia discute ancora e delle quali non siamo sicure. Ma veniamo alle prime incursioni. Una prima incursione si ha nel 1469, quando gli ottomani arrivano a Gorizia. Gorizia non era veneziana, non faceva parte della Padre del Friuli, ma era da secoli una contea autonoma sotto l'Austria. E arrivano quindi al di là dell'Isonzo, non passano l'Isonzo, ma lo passeranno 2 anni dopo, nel 1471. Quindi, quando superano l'Isonzo, entrano nelle campagne friulane, saccheggiano e distruggono i villaggi. Alcune fonti parlano addirittura di 20.000 cavalieri che penetrano in Friuli e trovano ben poca resistenza, perché le armate venete sono abituate a combattere ad modum Italicum, cioè sostanzialmente la guerra che si faceva in Italia. La paura è tale e tanta che le popolazioni friulane fuggono e addirittura arrivano a trovare riparo sotto i portici di Palazzo Ducale. Quindi immaginiamo una sorta proprio di orda che invade il Friuli e le popolazioni contadine che scappano. Circa un anno dopo, a metà autunno 1472, le schiere ottomane tornano in Friuli, passano l'Isonzo, raggiungono Cervignano e quindi addirittura la Carnia. Un cronista dice, arrivano alle porte di Cividale, un cronista dice: e fu tanto il spavento di quella città, Cividale, che le donne con i fioli nascenti si redusse in leggese e il popolo in piazza e in la roca. È un cronista veneziano. Chi erano i turchi? Abbiamo detto che la loro provenienza non era, anzi dobbiamo dirlo, la loro provenienza non era anatolica, era balcanica. Erano sostanzialmente soldatesche reclutate nei Balcani, tra le quali, soprattutto nelle seconde ondate, non erano esclusi i cristiani. Quindi in realtà fu qualcosa di ben diverso da una guerra di religione. Turchi e cristiani in realtà si davano l'un con l'altro degli infedeli, no? L'infedele è colui che non è fedele alla mia religione. In realtà probabilmente c'erano anche dei cristiani che erano al soldo dei turchi. Ecco, soldo. Ho usato un'espressione proprio impropria, perché questi cavalieri non erano stipendiati dal sultano, ma sostanzialmente guadagnavano dalle loro azioni solo attraverso il bottino di guerra. E questo ci spiega perché fossero anche così, vedremo,
spietatamente crudeli, avendo il loro profitto non dal soldo, come i soldati occidentali, ma dal bottino, tutto il loro agire era vincolato a ricavarne il massimo profitto. E il termine giusto per chiamare queste soldatesche è akinci. Chi erano gli akinci? Akin, penso si pronunci così, non lo so, lo confesso, significa razzia. Quindi potremmo dire cavalieri dediti esclusivamente alla razzia. Era una cavalleria leggera e spesso un cavaliere aveva più di un cavallo a disposizione, quindi le incursioni erano velocissime, spesso durante la medesima incursione abbandonavano un cavallo e prendevano l'altro, e questo per aumentare la capacità di penetrazione e anche la violenza. Pensate a questi villaggi contadini dove i cavalli, naturalmente, solo il signore che stava nel castello aveva il cavallo, gli altri si muovevano a piedi, che erano totalmente indifesi rispetto a questi soldati che poi non si facevano nessun scrupolo di, uno, di rapire le persone e due, di tagliare, di mozzare loro la testa, molto semplicemente e bisogna dire anche pragmaticamente. Ecco, si dividevano in gruppi di 10, compivano le loro razzie, la sera si ritrovavano attorno al fuoco, come i nostri amici scout che ci ascoltano, però speriamo siano meno crudeli, si trovavano attorno al fuoco e carichi di bottino. Di fronte a questo le armate della Serenissima e le cernide contadine del Friuli, cioè quelle truppe di campagna reclutate sul posto, erano totalmente e tecnologicamente, mentalmente e psicologicamente disarmate. Era l'epoca della fanteria leggera con le picche, con le spade, l'artiglieria leggera ancora era assai scarsa prima delle guerre d'Italia, non parliamo dell'artiglieria pesante, scusate, della cavalleria pesante, cioè il cavallo bardato con le difese di ferro e l'armatura che risaliva al Medioevo, che era quasi ovunque in disuso. Cosa fecero i veneziani? Organizzarono una sorta di corpo apposito, gli stradiotti, che erano soldati reclutati appositamente nei Balcani, erano croati, bosniaci, albanesi, e che tra l'altro avevano esperienza di come combattevano gli akinci ottomani, no? Avevano esperienza dei loro movimenti, avevano esperienza della loro crudeltà e quant'altro. In realtà si pensa che la scorreria del 1472 fosse composta da 6.000 cavalieri, che è comunque una cifra assolutamente consistente dal punto di vista della capacità di penetrazione del territorio. La terza incursione è quella del 1473, quando in realtà gli akinci provengono dall'assedio che faranno all'Albania veneziana, quando 10.000 turchi, ma abbiamo capito adesso che turchi vuol dire tante cose, assediarono Scutari in Albania e la popolazione albanese venne sostanzialmente imbarcata su delle navi e mandata a riparare a Venezia, dove venne accolta in protezione. Ecco, le difese, i veneziani, assieme ai friulani, assieme ai nobili friulani, al luogotenente, cercarono di porre qualche argine con degli arginamenti, delle specie di trincee, che però non avevano nessuna capacità di interrompere 6.000 cavalieri, magari con 2 cavalli l'uno, dotati, diciamo, di una tale capacità di penetrazione. E nel 1477, la quarta incursione, i turchi attraversano il tagliamento, percorrono quella che si chiamava la strada alta, che era una delle 2 direttrici est-ovest che attraversava il Friuli, e quindi arrivarono a San Daniele, a Cordenons, a Pordenone. Sacile fu assalita e addirittura si scorsero i fuochi dei villaggi bruciati dai turchi dal campanile di San Marco. Il grande terrore dei veneziani, quello che la città senza mura,
cioè che le uniche mura erano costituite dalla laguna, potesse essere fatta, espugnata dagli eserciti nemici. Beh, attraversare i fiumi non era come il giorno d'oggi che li attraversiamo in autostrada, tanto è vero che nella quinta incursione nel 1478 gli Achinci tornano in Friuli ma vengono fermati dalla piena dell'Isonzo. Qui apro una parentesi e faccio un piccolo salto in avanti. Sembrerebbe che un quarto di secolo dopo, proprio per studiare eventuali difese antiturche sull'Isonzo, sia stato chiamato in Friuli Leonardo da Vinci, di cui ci resta qualche piccolo disegno che si ritiene sia stato composto durante una sua, quando prese visione dello stato dell'Isonzo. Quindi l'idea era effettivamente quella di fermarli sui fiumi, no? Cosa che tenteremo di fare 400 anni dopo con gli austriaci quando sfonderanno il Caporetto. Tenteremo di fermarli facendo crollare i ponti e quant'altro, ma i fiumi friulani, anche se erano cosa totalmente diversa da adesso, immaginate il tagliamento in piena, non hanno mai fermato nessuno. Da dove passavano i turchi? E qui veniamo al tema del ciclo di conferenze. Quali erano i passi dei turchi? Beh, va detto che il confine orientale dell'Italia non ha bisogno di passi. Il confine orientale dell'Italia è una porta aperta. Viene da sorridere o forse da pentirsi amaramente, ripensando ancora una volta alla Prima Guerra Mondiale, quando abbiamo bloccato e abbiamo fatto morire decine di migliaia di soldati bloccando gli austriaci sull'Adamello, ad Asiago, sulle Dolomiti di Sesto, e dopo dove sono entrati gli austriaci? Per la valle del Natisone, cioè il posto più basso di tutte le Alpi. Quindi avevano certamente la valle del Natisone, cioè quindi diciamo la valle del Vipacco, la valle dell'Isonzo, la media valle dell'Isonzo, ma lo stesso Carso è diciamo una porta aperta sulla pianura friulana. Sappiamo che per esempio in una delle incursioni arrivarono fino al passo del Predil. C'è un racconto che si calassero con i cavalli, ma quei passi in realtà per tutta la storia, dai Romani in poi, furono sempre passi percorsi dalle popolazioni montane e quindi è una storia abbastanza romanzata che i turchi si calassero con i cavalli. È la classica storia inventata dai cronisti della città che credono che le montagne siano sempre state non praticate. In realtà la gente in montagna ha sempre girato le montagne in lungo e in largo, in alto e in basso, da millenni a questa parte, come ci ha spiegato bene l'uomo di Similaun, trovato a quasi 4.000 metri d'altezza. Quindi montagne aperte sostanzialmente, popoli che vanno e vengono, e di certo ormai i turchi che hanno imparato la strada non si risparmiano. Nell'aprile 1478, è bello notare le date perché le guerre al tempo si facevano in primavera, il 3 aprile 1478 tentano di passare l'Isonzo, abbiamo già detto, ma viene fermato dalla piena del fiume. Saccheggiano la zona di Cormons e si accampano tra questa cittadina e Medea, dove ancora oggi c'è un posto chiamato il Camp dei Turks, e ce n'è più di uno in realtà nel Friuli orientale, che la traccia di queste incursioni. Ecco, abbiamo già detto che venivano sostanzialmente dalla Bosnia, erano bosniaci e ritorneranno nella seconda guerra veneto-turca dal 1499 al 1503. Quella del 1499 è l'incursione che è rimasta più profondamente, vedremo come, nella memoria
della popolazione friulana. Vi voglio leggere un'altra cronaca del tempo che spiega un po' quale fu l'itinerario di questa razzia del 1499. Di poi per tutta la patria del Friul concorse questi turchi. Quanto danno veramente facessero non è possibile estimarlo, et quanto spavento aveva posto in li populi, che a Treviso avevano serrate le porte, et similmente a Mestre. Tanto era la paura, et molti avevano conduto la sua famiglia a Mestre e Venezia, et veramente saria stato in libertà degli turchi correr fino a Margera senza contrasto. Da Treviso se vedeva il campo degli turchi. Questa cosa fu molto spaventosa e vergognosa al Senato Veneto, che i turchi avessero avuto animo di venir tanto avanti senza contrasto alcuno, per non aver fatto provvisione, cioè per non essersi preparati a questo fatto. Cosa successe? Successe che di fatto sconfinarono fino a Porcia, fino a Sacile e fino a minacciare, con i loro fuochi che si vedevano sin da Treviso e dalla laguna, l'arrivo fino a Venezia, che in realtà, potremmo dire fortunatamente, non vi fu. Ecco, questa è un po' l'ultima incursione dei turchi in Friuli, che non tentarono solo la strada del Friuli e del Veneto. Va ricordata l'invasione di Otranto nel 1480, la bellissima chiesa di Otranto, che ha un mosaico eccezionale, fu teatro di una delle più sanguinose razzie, di una delle più sanguinosi stragi di abitanti della città, proprio all'interno della chiesa. L'incursione del 1499 fu l'ultima, ma fu devastante. Passarono il Tagliamento, toccarono San Giovanni di Casarsa, Fiume Veneto, Porto Buffolè, arrivarono addirittura a Conegliano. 132 furono i villaggi attaccati. Giacomo di Porcia si chiuse dentro il suo castello e riuscì a difendersi. E c'è una bella storia, a chi piace questo tipo di racconti. La tradizione vuole che ad Aviano venisse rapita anche una bella giovane della famiglia Cristofori e che fosse donata all'harem imperiale, che dopo alcuni anni fosse riuscita a fuggire con ricchezze copiose e ritornare al paese natio, dove però ritrovò il marito ormai risposato, Poirin, anche lui, insomma, dopo tanti anni. Va ricordato che l'harem del sultano era fatto solamente da non musulmane, quindi molto spesso da donne che venivano prese durante le guerre. Ecco, migliaia furono le persone fatte prigioniere e uccise, anche se è difficile affidarsi ai dati che vengono raccontati. Si parla addirittura di 2000 prigionieri ad Aviano. Addirittura sembra che, stando alle fonti, davanti alle acque del Tagliamento in piena furono mozzate le teste a 10.000 cristiani. Perché 10.000 uccisioni? Beh, perché la tattica degli Achinci era particolarmente spietata. Chi venivano tenuti in ostaggio, anzi chi venivano rapiti? Normalmente le ragazze più giovani, i bambini che potevano essere cresciuti musulmani o le persone dalle quali si poteva trarre chiedere un riscatto. Tutti gli altri normalmente venivano portati via e ai quali veniva mozzata la testa. Il fatto di mozzare la testa era un costume ben radicato, la cui origine antropologica sembra venisse dall'origine mongola
della cultura turca e aveva anche un significato di effondere il sangue, quindi spargere il sangue e eliminare completamente il nemico. Poi le teste servivano anche per la contabilità, perché sembra che semplicemente si riempivano degli enormi sacchi con le teste e questi servivano anche per ricavare altri premi. Anche i cristiani non si risparmiavano negli incendi, nei saccheggi, negli stupri. Poi c'era anche il costume, mi rendo conto che è un discorso un po' splatter, però va detto, di cingersi la cintola con le budella del nemico. Ecco, questi sono i particolari che naturalmente hanno fatto sì che rimanesse il mito e la paura radicata nelle popolazioni friulane dei turchi. I turchi che dopo il 1499 sostanzialmente non rappresentarono alcun pericolo per Venezia e per la patria del Friuli. Anzi, il pericolo venne dalla parte opposta, venne dalla Lombardia, quando i paesi, le più importanti potenze dell'epoca, quindi la Francia, la Spagna e il Papato, si allearono contro Venezia che stava cercando di guadagnare l'egemonia in Italia. Nella famosa battaglia di Agnadello del 1507 gli eserciti veneziani sono sconfitti alle porte di Milano e gli eserciti della Lega Santa dilagano nella pianura padana e quelli sì arrivano quasi al bordo della laguna. Quindi paradossalmente potremmo dire che Venezia ha corso più pericoli per gli stati fratelli cristiani che dalla parte del sultano. Cosa cercarono di fare i veneziani? Cercarono un po' di rinforzare il confine. Nel 1511 persero però un punto cardine della difesa del confine, cioè la fortezza di Gradisca, che non avrebbero mai più recuperato. Cercarono allora negli anni 30 e 40 di rafforzare la rocca di Monfalcone, sempre con l'idea che andava difeso il confine, la linea orientale, quella che grosso modo corre parallela verso l'Isonzo, dalle possibili incursioni turche. In realtà durante il Cinquecento il quadro internazionale cambia, perché con la battaglia di Lepanto del 1571 per esempio diminuisce la potenza ottomana sul Mediterraneo, mentre resterà forte la volontà di penetrare verso il nord, soprattutto verso Vienna, non più verso lo Stato di Venezia. Al che quando nel 1593 i veneziani costruiscono la fortezza di Palmanova, in realtà, come lo capisce bene il Papa, che si arrabbia moltissimo, più che contro i turchi è costruita contro gli austriaci, cioè contro il pericolo di Casa d'Austria. E resterà sempre una fortezza che non vedrà mai il nemico, no? Come la fortezza Bastiani del deserto dei Tartari di Buzzati, l'alpinista, il giornalista, scrittore, di Dino Buzzati, il giornalista, scrittore e alpinista bellunese. Quindi questa memoria lunga delle razzie turchesche che arriva fino al Novecento, quando un giovane 23enne, Pierpaolo Pasolini, si ricorda di quella memoria, la legge su una lapide della chiesa del suo paese, Casarsa, e scrive un dramma, I Turks dal Friul, dove queste orde passano la distesa bianca dei sassi del tagliamento e le loro elmi e le loro corazze rifrangono il chiarore della luna. Una straordinaria riproposizione della memoria, della paura di quelle tremende incursioni che in qualche modo hanno segnato la storia della nostra terra. Grazie professor Zanini.
un bel racconto che ci ha portato sul Passi dei Turchi in maniera cronologicamente puntuale, ma per quanto mi riguarda anche molto coinvolgente, con questa storia di confini e di sconfinamenti nella nostra regione. Quindi ringraziamo ancora il professor Zanini dell'Università di Udine. Vi ricordiamo che tutte le conferenze le potete trovare sul sito della Società Alpina Friulana www.alpinafriulana.it e anche sul sito potete trovare tutti gli eventi inerenti all'intero progetto. E con questa relazione e ringraziando ancora il professor Zanini vi salutiamo e vi diamo un arrivederci. Grazie a lei, arrivederci a tutti.